fessure. Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. Happy day, happy day, oh, a happy day, happy day, when Jesus was, oh, when he was, when Jesus was, he washed my sins away. Happy day, oh, happy day. Oh, a happy day, oh, happy day, oh, a happy day, when Jesus was, oh, when he was, when Jesus was, he washed my sins away. Oh, it's a happy day. Oh, happy day. He taught me to walk right and pray, right and pray, and rejoice. Happy day, oh, happy day, oh, a happy day, when Jesus was, oh, when he was, when Jesus was, he washed my sins away. Oh, happy day. He taught me Buongiorno Antonino, a te la linea. Buongiorno a te, cara Natalia, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno e buon Santo Stefano. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Chilometro Zoom, io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1106 di oggi, venerdì 26 di dicembre dell'anno del Signore 2025. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue. In ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, le videopillole, la rassegna stampa di Sammy Varin che mi ha appena preceduto, ciao Sammy, e molta altra bella roba ancora, quindi radiolibertà.net is the place to be, signore e signori. 340-670-9659 se avete voglia di essere dei nostri attraverso la zappa o WhatsApp che dir vogliasi, oppure 0292947222. Il telefono è aperto da questo preciso istante, così ci raccontate com'è andato il vostro Natale oggi, venerdì 26 di dicembre. Allora, intanto lo chiediamo, intanto buon lavoro alla nostra Natalia, tanto per cominciare, perché senza il tuo regista non sei niente. Se il regista non ti porta in cima all'antenna, tu puoi parlare soltanto al muro. Quindi, prima cosa, si ringrazia sempre chi ti fa regia e io ho la fortuna di avere la nostra Natalia. Natalia, allora, com'è andato sto Natale? È andato bene, in famiglia, tranquillo. No, niente di che, No. insomma. Ma guarda, ti dico la verità, sono pienamente d'accordo pure io. Queste cose, queste feste vanno passate
in famiglia, possibilmente con gente tranquilla, in modo tale che siano delle giornate, scusate ma ecco, spillo il copione perché ci sono poi altre due cose con cui che tratteremo con il nostro Lorenzo Viviani, che ci raggiungerà alle 11:10, non sono solo quest'oggi. E insomma vi stavo dicendo, no, sono feste che uno deve passare in santa pace, senza liti, senza discussioni, senza polemiche varie ed eventuali, perché che tu arrivi a sera del 24 di dicembre con gente che non vedi da un anno, che viene lì e finite a litigare, francamente quello non è Natale per me. E allora ho sempre preferito da anni, preferisco passarmelo per i fatti miei il Natale, che è molto meglio. E a maggior ragione, voi invece che avete fatto? Non è che vi siete ingozzati, io sono contrario a queste cose, anche perché, insomma, una volta quando il fisico reggeva potevo anche capirlo, ma adesso non credo sia il caso e non credo faccia molto bene alla salute. Poi, a parte questo, insomma, io sono del parere che Natale sia più una festa religiosa che una festa di mangiate e porcate gastronomiche e banalità varie, per cui a me piace molto prepararmi al Natale, andare alla messa del Natale, vivere insomma la speranza che questo bambino porta al mondo. Quindi ancora una volta mi permetto di riproporvi il mio personale buon Santo Natale. 0292947222, il telefono è aperto. Il pezzo con cui abbiamo cominciato è un gran classico, una bella chicchetta che mi sarei permesso di offrirvi stamattina, di Edwin Hawkins Singers, Oh Happy Day 1967. Si sentiva che era roba di un certo livello, anche perché musica così oggi non ne fanno più. Oggi fanno altra roba con gente che urla sulla voce di uno che era un uomo, un musicista di un'eleganza e di un'intelligenza geniale quale Ivan Graziani, per cui Ivan, perdonali, signore perdona il tuo chitarrista, cantavi tu, ma perdona anche il tuo rapper che fa determinate canzoni con la tua voce. Va bene, andiamo a dare intanto un'occhiatina alle agenzie. Sapete che oggi i giornali non sono in edicola, ma noi faremo comunque un giretto nel mondo, faremo un giretto tra quello che è successo, tra le varie particolarità, tra le varie curiosità. Intanto abbiamo, vi ricordo tra l'altro che alle 11:50 noi chiuderemo la trasmissione con lo speciale natalizio, lo speciale coltivabile. Vi racconteremo una bella storia di solidarietà, una bella storia di chi fa del suo meglio per aiutare i diversamente abili in quel di Busto Arsizio, la nostra Eloise D'Avanzo, che è stata varie volte nostra gradita ospite, e finalmente parte del suo progetto Madonna Regina PS si sta concretizzando. Quindi vedremo la nascita, vi racconteremo questo orto che viene coltivato dai ragazzi diversamente abili. Chi ha metta, chi non ha prenda. Non c'è niente da pagare per avere i frutti di questo orto coltivabile, e soprattutto è inteso all'assistenza dei ragazzi che soffrono di autismo, per cui a maggior ragione credo sia una bella storia da raccontarvi. Io ho scattato alcune foto che poi potrete vedere sul canale video della nostra radio, e naturalmente sono a complemento della storia che, come sempre, trattandosi della radio, noi abbiamo raccontato per parole. L'ANSA, l'Ucraina, Zelensky incontrerò presto Trump, si può decidere molto prima della fine dell'anno. Nel distretto di Kramatorsk un uomo è stato ucciso da un drone. I russi li utilizzano per dare la caccia ai civili, attaccano durante le evacuazioni. Complimenti. Nel giorno di Natale, si fa per dire, nel giorno di Natale 3 morti e 13 feriti nei raid. L'annuncio: Trump colpisce l'ISIS in Nigeria, attacco potente e letale. Quello che l'ANSA non mette come si dice, nel titolo della notizia, lo mette la BBC, perché l'attacco è stato voluto, come ha spiegato lo stesso Trump sui social, per difendere la minoranza cristiana e cattolica della Nigeria, che è perseguitata dall'ISIS.
E ha detto anche Trump che con lui il terrorismo islamico, finché c'è lui alla Casa Bianca, non avrà vita facile. Il messaggio Urbi et Orbi: Leone, basta guerra in Ucraina, ora Mosca e Kiev dialoghino. La decisione del GIP: investire e uccise 2 amiche nelle chiese, dopo 3 mesi l'autista ai domiciliari. Una tendenza compulsiva: riciclare i regali di Natale. In che modo e che cosa si ricicla? Sempre più riciclatori risparmiano 3 miliardi e 700 milioni di euro. Posso dire una cosa? La trovo una poverata di proporzioni veterotestamentarie. Cioè riciclare il regalo di Natale. A parte il fatto che, voglio dire, è una cosa da veri pezzenti, ma poi non si fa, è anche un atto di maleducazione nei confronti di chi ti ha fatto un regalo. Non ti piace quel regalo? Vabbè, amen, lo metti da parte, lo butti, lo dai alla Caritas, ma non che lo ricicli a qualcun altro che poi magari si accorge che è riciclato. I reali britannici: Re Carlo nel discorso di Natale si appella alla riconciliazione, i reali inglesi alla tradizionale messa a Sandringham, con loro c'era una delle 2 figlie di Andrea, che un tempo era un principe, un eroe di guerra e che poi si è rivelato per il porco che è. E infatti suo fratello gli ha levato tutti i titoli. Incidenti stradali: anziano muore travolto da un'auto nel torinese, si cerca il pirata della strada. E poi ricordo la tregua di Natale del 1914, quando i soldati deposero le armi. Questo è un episodio che è stato raccontato anche dai film, è stato raccontato al cinema. Molti non ci credono perché credono che questa tregua non ci sia mai stata, ma in realtà questo è un fatto realmente avvenuto. E spiace che, malgrado la richiesta del Papa di 24 ore di tregua il giorno di Natale, almeno il giorno di Natale, malgrado questo purtroppo non è stato ascoltato e i morti sono continuati e come. Beh, ve la voglio raccontare questa tregua. Aspettate un attimo che recupero il libro di Martin Gilbert, questo grande storico inglese che ha raccontato, come si dice, la prima guerra mondiale, la grande storia della prima guerra mondiale, il libro. E allora state un po' a sentire come venne fuori questa tregua. Il libro è appunto La grande storia della prima guerra mondiale di Martin Gilbert. È un libro del 93, comunque lo trovate facilmente. A Natale sui campi di battaglia sbocciò spontaneo un sentimento di pace, mentre le truppe di tutti gli eserciti europei celebravano la nascita del Salvatore. Da 5 mesi combattevano con crescente asprezza, ma improvvisamente, quando venne la sera della vigilia, in vari punti del fronte per un po' le armi tacquero. Cominciammo a parlamentare con i tedeschi, chiedevano una tregua per il periodo natalizio, scrisse nel diario del suo battaglione un tenente 25enne delle guardie scozzesi, Sir Edward Hulse. Un esploratore di nome Merker uscì e incontrò una pattuglia tedesca che gli offrì un bicchiere di whisky e alcuni sigari. E ci venne inviato un messaggio in cui si diceva che se noi non avessimo sparato contro di loro, loro non avrebbero sparato contro di noi. Quella sera, lungo tutto un settore dove fino a 5 giorni prima si era combattuto accanitamente, non risuonò un solo colpo. La mattina seguente alcuni soldati tedeschi si incamminarono verso i reticolati nemici e i soldati inglesi andarono loro incontro. Si dimostrarono molto cordiali e ci fu uno scambio di ricordi, stellette, distintivi, annotò Hulse. Gli inglesi offrirono ai tedeschi il loro budino natalizio, che fu molto apprezzato. Le 2 parti si accordarono per seppellire i morti britannici che, uccisi durante la disastrosa incursione della notte del 18 dicembre, giacevano ancora sul terreno, soprattutto nelle vicinanze della prima linea tedesca, dove molti erano stati colpiti. I tedeschi trasportarono i corpi più o meno a metà strada e noi li seppellimmo, scrisse Hulse nel diario del battaglione. C'era un picchetto di soldati inglesi e uno di tedeschi sull'attenti, mentre 2 cappellani, uno inglese e uno tedesco, leggevano a turno le preghiere. Tutto ciò avvenne con la più grande solennità e reverenza.
Quel Natale, pressoché ovunque nella terra di nessuno, in prossimità delle linee inglesi e in alcuni settori delle linee francesi e belghe, i soldati fraternizzarono coi tedeschi. A dare il via erano quasi sempre questi ultimi, o con un messaggio o con un canto. Nei pressi di Ploegstert, un ufficiale britannico, il capitano Herms, che parlava tedesco, dopo aver ascoltato con i suoi uomini un soldato nemico cantare una serenata, lo invitò a continuare e il tedesco intonò i 2 granatieri di Schumann. Allora da entrambe le linee gli uomini uscirono dalle trincee e si incontrarono nella terra di nessuno. Ci fu una certa convivialità, come la definì il capitano Herms, a cui seguirono gli ultimi 2 canti, Die Wacht am Rhein da parte tedesca e Christian's Wake da parte britannica. È il Natale più strano che io abbia mai trascorso e forse mai trascorrerò, scrisse nel diario Sapper J. Davy. Si stenta a credere ai propri occhi. Davy, combattente anch'egli sul fronte occidentale, scambiò souvenir con i tedeschi che si trovavano nella trincea opposta. Altri soldati inglesi andarono a caccia di lepri insieme ai nemici. Altri ancora giocarono una partita di pallone nella terra di nessuno. Un ufficiale britannico, il sottotenente Gillespie, fu accompagnato nelle linee tedesche, dove gli venne mostrata una croce con una scritta in memoria di un ufficiale inglese che in un precedente attacco era arrivato a ridosso delle trincee tedesche prima di essere ucciso. Bruce Bairnsfather, il cui libro di racconti di trincea Bullets and Billets, pallottole e alloggiamenti fu tra i più popolari in Gran Bretagna durante la guerra, ricordò d'essersi unito il giorno di Natale alla folla di soldati radunata in mezzo alla terra di nessuno. Era tutto molto strano. Eccoli qua i mangiasalsicce, i disgraziati che avevano dato il via a quell'infernale sarabanda e che così facendo ci avevano trascinato tutti nel loro maledetto calderone di fango. Era la prima volta che vedeva i soldati tedeschi così da vicino. Non c'era neanche una briciola d'odio quel giorno. Eppure, da parte nostra, la volontà di combattere e vincere non s'allentò neppure per un istante. A un certo punto Bairnsfather usò le cesoie per filo spinato per tagliare un bottone della propria giacca e scambiarlo con quello di un ufficiale tedesco. L'ultima immagine che ho davanti agli occhi, ricordò 2 anni dopo Bairnsfather, è che è uno dei miei mitraglieri che nella vita civile faceva il barbiere, intento a tagliare i capelli stranamente lunghi di un docile crucco, il quale se ne stava pazientemente inginocchiato per terra mentre la macchinetta gli rapava la nuca. Credo di aver visto oggi una delle scene in assoluto più incredibili, scrisse alla madre dalla trincea di Armentières il sottotenente Dagan Chater. Questa mattina verso le 10 sbirciavo fuori dal parapetto quando scorsi prima un tedesco che agitava la mano in segno di saluto e poi altri 2 sbucare dalla trincea e avanzare verso di noi. Stavamo per aprire il fuoco quando ci accorgemmo che non avevano il fucile. Così uno dei nostri andò al loro incontro. In 448 il terreno tra le 2 trincee pullulava di uomini e ufficiali di ambo le parti che si stringevano la mano e s'auguravano buon Natale. Chater raccontò alla madre che la fraternizzazione era continuata per circa 1 ora, finché i soldati non avevano ricevuto l'ordine di rientrare in trincea, ma poi era ripresa. Per tutto il resto della giornata nessuno ha sparato un colpo e gli uomini sono andati avanti e indietro al loro piacimento facendo provviste di paglia e legna da ardere. Alcune squadre miste hanno provveduto a seppellire i morti, nostri e tedeschi, che si trovavano sul terreno tra le 2 linee del fronte. Naturalmente direte voi, davanti a un gesto del genere, gli alti comandi che hanno fatto? Ve lo dico subito. Non appena fu informato che i soldati fraternizzavano, Sir John French, come ricorda nelle memorie, era il comandante del corpo di spedizione inglese, diede immediatamente ordine di vietare qualsiasi altra manifestazione del genere e impose agli ufficiali il rispetto più scrupoloso dell'ordine, il che provocò non pochi problemi. Uno studioso che si è occupato della tregua di Natale, J. Peacock, ha fatto notare l'ordine del giorno emanato a Santo Stefano dallo Stato Maggiore della 7ª Divisione britannica con l'ingiunzione di cessare attività così poco belliche. Quindi, come potete ben vedere, non ci fu però tregua per i soldati della legione straniera francese che si trovavano in Alsazia. Il giorno di Natale, a differenza di altri legionari in prima linea, ricevettero l'ordine di continuare a combattere. Comandati dal colonnello Giuseppe Garibaldi, nipote del famoso patriota italiano, lanciarono un attacco alle posizioni tedesche. Tra le vittime vi fu il cugino del colonnello, il capitano Bruno Garibaldi. A ovest di Mulhouse, all'estremità meridionale del fronte occidentale,
Il giorno di Santo Stefano le truppe francesi entrarono in azione nella cittadina di Steinbach. I combattimenti nel centro abitato, condotti nella fase finale strada per strada, durarono 5 giorni. 700 tedeschi e 600 francesi persero la vita prima che l'attacco venisse respinto. Mi piaceva raccontarvelo perché, malgrado siano passati 111 anni da quel giorno, come vedete, le teste calde agli alti piani continuano a dire che è vietata la fraternizzazione, mentre gli esseri umani nelle trincee probabilmente un po' di fraternizzazione l'avrebbero voluta. Niente di nuovo sul fronte occidentale, il libro di Éric Maria Remarque del 1927, se la memoria non mi inganna, ecco, racconta proprio una discussione tra i soldati tedeschi che si dicono: e beh, certo, se noi altri ci alzassimo e dicessimo andiamocene a casa e lo facessero pure gli altri, la guerra finirebbe all'istante. E allora la soluzione sarebbe prendere le teste coronate, metterle sul ring e che si ammazzino tra di loro. Il che si potrebbe fare con varie, diciamo così, teste non molto coronate, ma teste di un'altra cosa, che continuano a volere la guerra nel mondo. Non sarebbe una cattiva idea. Benissimo, sono le 10, 57 minuti e 30 secondi. Vi ricordo sempre il telefono 0292947222 se volete essere dei nostri. 340 670 9659 per le vostre zap o WhatsApp, che dir vogliansi. E poi c'è lui, il vincitore del premio Sveglio dell'anno, Jimmy Kimmel. Il 2025, scrive Lanza, è stato un anno molto buono per il fascismo. Nel discorso di Natale alternativo di Channel 4, che è questa TV britannica, il comico americano attacca Trump. Negli Stati Uniti Re Donny VIII, con Re Donny VIII la tirannia prospera. Jimmy Kimmel, per chi non lo ricordasse, è questo comico presunto tale, tra l'altro di origini italiane, perché mi pare che i suoi nonni fossero di Casamicciola, comunque ischitani. Difatti è pure venuto in Italia, c'ha il passaporto italiano ma non spiccica una parola dell'italico idioma. E ecco, Kimmel è salito all'onore delle cronache perché dopo la morte di Charlie Kirk ha fatto un presunto commento che secondo lui doveva essere satira sul morto, commento in realtà disgustoso e schifoso. La ABC, la rete per cui lui lavora, lo aveva cacciato, dopodiché è stato riportato di nuovo in servizio. Lui è andato in onda, ha fatto un pianto di scuse, cavoli e mazzi vari, e poi alla fine dell'anno ha ben pensato di togliersi il sassolino dalla scarpa in Inghilterra. E quindi state a sentire il noto comico americano della notte, Jimmy Kimmel, in un discorso trasmesso ieri sul canale televisivo britannico Channel 4, ha affermato che il 25 è stato, da un punto di vista fascista, un anno molto buono negli Stati Uniti. Onestamente non credo di avere la minima idea di cosa stia succedendo qui da voi, ma so invece cosa sta succedendo da noi, e posso dirvi che da un punto di vista fascista è stato un anno molto positivo. Da noi la tirannia prospera. Vi racconto questa storia perché forse state pensando un governo che mette a tacere i suoi critici è qualcosa che non succede in posti come Russia o Corea del Nord, non nel Regno Unito. Beh, questo è quello che pensavamo, ma ora abbiamo Re Donny VIII che chiede le esecuzioni. Vabbè, contento lui, contenti tutti. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Ciao Marco, buongiorno. A questo punto, visto che Natale è passato, non mi resta che farti gli auguri di un buon 2026. E riguardo a ciò che hai letto dei libri sulla Prima Guerra Mondiale, sì, aggiungo questo: le guerre sono combattute da persone che si uccidono senza conoscersi, agli ordini di persone che si conoscono ma non si uccidono, e questo è il fatto. Quindi è la classica carne da cannone. Un ringraziamento a Donald Trump per quello che ha fatto in Nigeria. Lo so che non sono pensieri cristiani questi riguardo a ciò che ha fatto Donald Trump, però purtroppo noi abbiamo a che fare con delle persone che si comportano peggio delle bestie in nome di una presunta religione ideologica, che vogliono semplicemente conquistare il mondo come veniva fatto fino a qualche secolo fa, come scrive
un libro che loro considerano sacro, ma non è altro che una scoppiazzatura di un personaggio che ha saputo usare molto bene la sua intelligenza all'epoca proprio per controllare tutto il mondo. Grazie Antonino, ti saluto perché immagino che siamo vicino alle 11. Grazie a Di te. nuovo. Io dico soltanto una cosa, il punto è che c'è anche tanta gente onesta che non va a sparare ad ammazzare nessuno e ritiene quel libro sacro. Quindi un conto è quell'Islam normale, moderato, che lavora, vive, si integra, paga le tasse e così via, e un altro è l'estremismo che appunto sfrutta la religione come carta stagnola semplicemente per la presa di potere a tutti i costi e lo sterminio di cristiani ed ebrei. Vorrei ricordare che il presidente del Lukoil ha anche recentemente dichiarato in questo paese, sfruttando la libertà che la Costituzione italiana gli garantisce, Costituzione che ha, come si sa, 3 corde, quella laica, quella o diciamo così marxista, quella liberale e quella cattolica, per dire che il cattolicesimo e l'ebraismo sono 2 eresie. Va bene, noi adesso andiamo in pausa e poi abbiamo il Qui Parlamento con il senatore Giorgio Maria Bergesi. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Qui Parlamento. Oh, buon Natale fatto al senatore Giorgio Maria Bergesio. Senatore, ben trovato. Buon Natale a te e a tutti gli ascoltatori, anche buon Santo Stefano oggi, che è anche una data molto importante. Direi. Allora, senatore, siccome noi non duriamo da Natale a Santo Stefano, ma duriamo molto più a lungo, com'è andata con la manovra? La manovra io credo che sia andata molto bene. Questo governo ha lavorato bene, il ministro Giorgetti è riuscito a far sì che anche le indicazioni che sono emerse dal Parlamento siano state prese in considerazione, sono stati approvati molti emendamenti importanti e soprattutto una linea chiara. Noi abbiamo una manovra 2026 che punta a ridurre la tassazione sul lavoro e sui redditi, abbiamo rafforzato con risorse vere il sostegno alle famiglie, al welfare, alla sanità. Abbiamo favorito e cercheremo di favorire sempre di più investimenti e competitività delle imprese italiane, ma anche la semplificazione per tutti i cittadini sull'accesso al credito, le misure fiscali per chi ha debiti. Aumentiamo le risorse nel settore, come ho detto prima, della sanità, ma anche e soprattutto della previdenza. È una manovra che vale oltre 22 miliardi, lo sappiamo bene, e il governo qui ha fatto una scelta, secondo me, strategicamente importantissima, anche perché c'è un dato che certifica questo, che noi alla fine dell'anno l'Italia rientrerà soprattutto nel parametro europeo del rapporto deficit-PIL al 3%, e questo significa di avere veramente i conti in ordine e ci permetterà di uscire da quella procedura di infrazione europea che ci aveva messo, non in buona luce per l'eccessivo indebitamento. Ma soprattutto noi sappiamo che ci sono delle risorse importanti attraverso questa manovra per moltissimi settori. Se noi partiamo dal taglio che abbiamo effettuato sulle tasse, sul lavoro e sui redditi, noi abbiamo un IRPEF che passa dal 35 al 33% per i redditi medio-alti, una riduzione, abbiamo continuato sulla politica della riduzione del cuneo fiscale, che significa più soldi in busta paga per i lavoratori dipendenti, ma anche e soprattutto per il lavoratore autonomo, e abbiamo guardato con attenzione questa volta anche al ceto medio, perché poi il ceto medio non è quel male sul quale alcuni puntano il dito, soprattutto la sinistra. Il ceto medio è quello che paga le tasse, che permette di mantenere in ordine i conti pubblici e di aiutare e di sostenere chi è più fragile, chi è più in difficoltà,
e di permettere tutti i servizi pubblici. Poi abbiamo inserito delle misure anche molto importanti sul credito e sulla prima casa, abbiamo rifinanziato lo strumento di garanzia mutui prima casa, questo è uno strumento fondamentale soprattutto alle giovani coppie che magari si sono messe insieme da poco e vogliono realizzare i propri sogni. Poi gli investimenti 4.0, 5.0, 1,5 miliardi completamente rifinanziati, eravamo in balia di scelte strategiche non così chiare. Alla fine il governo ha fatto una scelta col maxi emendamento di mettere in ordine i conti e anche sostenere le imprese che avevano investito in innovazione tecnologica. La pace fiscale, voi sapete che era uno dei temi fondamentali, soprattutto da parte della Lega, nuove rottamazioni delle cartelle esattoriali, rateizzazione più lunghe, taglio del tasso degli interessi, insomma abbiamo cercato di aiutare quegli oltre 15 milioni di contribuenti che sono ancora in difficoltà. E la sanità, credo che abbiamo fatto un lavoro eccezionale. Voi pensate che il Fondo Sanitario Nazionale nel 2026 avrà in dotazione 143 miliardi, nel 2023 erano 122 miliardi. Noi abbiamo messo in questa legge di bilancio per i prossimi 3 anni quasi 7 miliardi di euro per incrementare il Fondo Sanitario Nazionale. Questo è strategico soprattutto per l'incremento degli stipendi degli operatori sanitari, che siano medici, che siano direttori, che siano infermieri, che siano OS, ma anche e soprattutto per mirare ancora una volta a ridurre le liste d'attesa, che sono veramente quel tassello che va sistemato all'interno della sanità per i cittadini, soprattutto che si trovano indifesi nei confronti di tempi lunghissimi per fare delle visite mediche nel Servizio Sanitario Nazionale. E poi diciamo che tutti questi punti ci portano anche a degli effetti fiscali e strutturali. Avete visto che abbiamo impostato un recupero di risorse sul sistema creditizio, sulle banche, sulle assicurazioni. Ci voleva, diciamo che negli ultimi anni hanno superato i 40, i 45, i 50 miliardi di euro di utili. Recuperare qualche risorsa importante per mettere sul tavolo degli investimenti di scelte strategiche che fa il governo e il Parlamento è sicuramente fondamentale. Senatore, senta, c'è qua il nostro ascoltatore Ermanno che le chiede un po'. Nel frattempo ci ha raggiunto Lorenzo Viviani. Salve. Visto che lo volevi ciao, salutare, il ciao, senatore Lorenzo. Bergesio, salutalo. Ciao Giorgio, ciao. Intanto ne approfitto per farti gli auguri, ma ero, guardi, in ascolto, Grazie. diciamo religioso silenzio, perché è un piacere, devo dire la verità, io sai che non esagero nei complimenti, non voglio mai esagerare, però era un piacere sentire, insomma, naturalmente di parte magari, giustamente, però sentire spiegata così la legge di bilancio, perché molte volte quest'anno l'ho seguita bene perché ho fiancato anche i nostri bravissimi membri che sono Dreosto, Testo e soprattutto Claudio Borghi, che era il relatore in commissione, anche perché avevamo una serie di emendamenti importanti nel settore industria, commercio, artigianato, agricoltura da portare avanti, e l'ho seguita bene. Ho visto che c'è stato un grande impegno, una grande disponibilità, commissione. Fatti fare i complimenti, perché insomma è un piacere sentirla così, anzi guarda, è un piacere perché metti anche in fila le cose. Molte volte giustamente si vede quello che manca, ma non si vedono, diciamo, su una coperta che sapete molto bene, sono anche radioascoltatori della legge di bilancio, che va tirata da una parte e dall'altra, perché poi qualsiasi cosa, così lo diciamo a tutti, che va finanziato deve essere coperto giustamente da qualcos'altro, quindi non si può inventarsi emendamenti finanziando cose che poi nel bilancio generale dello Stato non possono essere attuati. Quindi c'è sempre un discorso di ragioneria fatto, diciamo, a puntino, però si fa sempre, diciamo, il focus su quello che manca. Invece è stato un piacere sentire questa serie di interventi che ha portato a casa. Caro Lorenzo, non ho detto le misure più specifiche, perché se noi guardiamo su un tema particolare che è il lavoro occasionale in agricoltura, siamo riusciti a inserirlo nel semplificazione del mese di novembre e poi l'abbiamo rimesso stabile per i prossimi 3 anni in questa legge di bilancio. Ma noi sappiamo quanto sta diventando importante il lavoro agricolo stagionale, anche perché sono 45 giorni all'anno che tu puoi inserire dei pensionati,
dei disoccupati, degli studenti sotto i 25 anni. Insomma, dai una mano, perché poi la stagionalità, lo sai meglio di me, nel lavoro, nel raccolto, per gestire determinati momenti è fondamentale. Perciò ci sono anche tante misure che non so elencare per non annoiare nessuno, però tipo i contratti di rete, tipo le misure in materia di economia circolare, insomma, tante cose belle che abbiamo fatto, e soprattutto siamo riusciti a sventare quello che l'articolo 26 aveva portato sin dall'inizio, che era il divieto di compensazione della parte previdenziale per quanto riguarda tutto il settore agricolo, ma anche per quanto riguarda le imprese artigianali, perché diventava complicato, però siamo riusciti a coprirlo con altre risorse e a fare in modo che ci sia consecutività in questa azione di investimento da parte dei piccoli e medi imprenditori, soprattutto in innovazione. Sappiamo che oggi è molto molto importante. Ecco, vi volevo dire questo, appunto. Scrive il nostro Ermanno, senatore. Buongiorno Antonino, chieda per cortesia al senator Bergesio che fine ha fatto l'abolizione della legge Fornero, invece hanno aumentato l'età pensionabile. L'ennesima presa in giro della Salvini Premier. Prego, senatore. No, guarda, diciamo è corretto scrivere queste cose se uno non conosce. Nella prima stesura del Mazzi, dell'emendamento aggiuntivo del governo, che riportava circa 3 miliardi e mezzo, cosa mancava? Erano 18 miliardi inizialmente a legge di bilancio. Ne abbiamo aggiunti 3,5 per che cosa? Uno era la copertura 4.0, 5.0 in modo tale da permettere a tutti di ultimare gli investimenti presenti. L'altra è la copertura della ZES unica che mancava 1 miliardo di euro. E poi c'erano delle risorse aggiuntive che servivano per mettere a fuoco determinate situazioni. Il problema vero qual è stato? Che per fare questo, nello scriverlo, si andava a intervenire dopo il 2030, 31, 32, 33 sui temi dell'allungamento dell'età pensionabile. Su questo noi come Lega ci siamo opposti, il governo ha capito, devo dire che c'è stata massima disponibilità. Alla fine noi questa parte siamo riusciti a sostituirla con un altro emendamento importante, e qui voglio ringraziare sia il Presidente Meloni che il Ministro Giorgetti, ma soprattutto anche il nostro Vice Premier Matteo Salvini, perché si sono dati con massima disponibilità e massima attenzione a questo tema. Noi sappiamo che l'allungamento dell'età pensionabile è un tema che la Lega non prenderà mai in considerazione. Siamo quelli che abbiamo lottato per non cambiare, abbiamo reinserito il tema dei lavoratori usuranti, abbiamo dato disponibilità, anche qualche risorsa in più col discorso della tassazione, però alla fine guardate, sul tema di allungamento dell'età pensionabile, queste famose finestre che erano state messe in discussione nei giorni della legge di bilancio, siamo stati i primi a dire di no e alla fine siamo stati ascoltati. Senatore, allora io la ringrazio per i suoi chiarimenti e per il suo tempo e al piacere di risentirci presto. Grazie a voi, grazie naturalmente per i vostri impegni anche e soprattutto in queste giornate di festa, perciò un augurio caro a tutti voi di buone feste. Aggiungo ancora questo, se posso dirlo, che il 30 finalmente per quanto riguarda il Piemonte sarà una data importante, il 30 dicembre, perché verrà aperta la Asti-Cuneo, l'autostrada A33, dopo 30 anni di attesa da parte del nostro territorio. Quest'anno abbiamo già aperto il Colle di Tenda, che era chiuso da 5 anni, perciò anche qui il ministro Matteo Salvini, al vice ministro Rixi, un impegno importante per il Piemonte, con dei risultati forti e buoni, soprattutto perché ci permette di uscire dall'isolamento, ma anche di far arrivare le persone con più velocità, quella che oggi hanno bisogno tutti, anche e soprattutto il turismo e il lavoro. Assolutamente, fammi aggiungere che non è solamente, Giorgio, non è solamente per il Piemonte, perché sono quelle opere infrastrutturali che daranno respiro a tutto il nord-ovest, quindi assolutamente parole da sottoscrivere. Grazie Giorgio, auguri. Grazie, auguri a tutti voi e agli ascoltatori, grazie, buona giornata. Jingle e poi Frank Zappa, Don't Eat the Yellow Snow, 1974. Grande, non mangiate la neve gialla. Qui Parlamento.
dreamed I was an Eskimo. Frozen wind began to blow. Under my boots and around my toe. Frost that bit the ground below. Was 100 degrees below zero. And my mama cried. And my mama cried. Don't be a naughty Eskimo. Save your money, don't go to the show. Well, I turned around and I said, ho, ho. Well, I turned around and I said, ho, ho. Well, I turned around and I said, ho, ho. And the northern lights commenced to glow. And she said, Di nuovo a voi la linea. Ci siamo persi. Cara Natalia. Ci siamo vai. persi, Natalia. Intanto ciao Natalia, auguri in ritardo perché non ci siamo sentiti prima di Natale, quindi insomma te l'avevo già fatti e mi avete interrotto Zappa proprio sul momento che dice non mangiare la neve gialla perché insomma è passato un husky prima a farci la pipì. Cavolo Natalia, mi hai tolto il ritornello proprio sul più bello. Detto questo, grazie. Ma di chi è la colpa, Lorenzo? È di Antonino? Antonino! Quanto spirito natalizio in questa trasmissione, maiali. A Natale vuoi? Sì. Mandare a quel paese chi non vuoi. Va benissimo. Rallegriamo un po' questa mattinata di Santo Posso Stefano. dire che è una cosa che mi fa incazzare questa, a Natale siamo tutti più buoni. Vabbè, oggi è Santo Stefano, quindi torno a Siamo essere ritornati la cacca grandi, che sono di solito. Ok, va bene. No, vabbè, ma lo sai, allora, invece io voglio essere buonista fino al midollo. A Natale ti riscopri quel sentimento che dovrebbe accompagnare tutto l'anno, poi ce lo dimentichiamo, però c'è quel momento in cui ti parli anche col vicino. Io ho chiamato anche una persona che poi non mi ha risposto, vabbè, io ci ho provato, che non ci parlo da tanto tempo, che insomma avevamo un po' litigato. Perché? Perché è un momento in cui dici, ma perché devo essere tiri un po' le somme. Poi è sbagliato perché dovresti essere così tutto l'anno, però facciamoci un po' conquistare un po' da questo momento in cui la glicemia, anche quella glicata, sale alle stelle. In che senso? Dai, vediamo un attimo. Tu hai telefonato a uno con cui non parlavi dal 1974. Sì, che non ero ma non hai letto la mia lettera. Nella testa di qualcuno, Ma non hai letto la mia lettera, sono commosso. Non ho letto la tua lettera, guarda, veramente stavo mentre prima di rientrare dopo Frank Zappa stavamo smessaggiandoci perché dovete sapere che Antonino mi ha mandato una lettera ormai 2 mesi fa, 1 mese e mezzo fa, che non è mai arrivata con le poste, allora me l'ha girata telematicamente e io non l'ho ancora presa, quindi il file. Però sai che non ti giuro perché allora giustamente oggi la leggerò, giustamente perché oggi non c'è 2 senza 3. Perché non c'è 2 senza 3. Vai. Allora, intanto che hai fatto ieri? Mi dicevi bene. Ieri genovese con i ravioli coutuku, come si dice dalle nostre parti, che è una sorta di sugo fatto con la carne. Vabbè, poi te lo spiegheranno, anzi te lo fai spiegare direttamente dal contatto diretto dai miei, anche solo dalla suocera in questo caso. Invece vigilia tutti a casa mia, ormai è diventato il must degli ultimi 10 anni, da quanto sono andato a vivere, diciamo, con mia moglie e ci siamo comprati casa, tutti sono a casa mia, tutti i parenti che vogliono venire, facciamo questa vigiliona gigantesca a casa nostra. E devo dire la verità, è diventata una cosa molto bella, perché ci troviamo tutti, grandi, piccoli, nipotini, figli, insomma, una bella cosa. Dai. Senti, io prendo le mosse perché il nostro ospite è già al telefono. Prendo le mosse da questa. E allora saluto intanto. Cerchiamo di ritornare un momento seri perché abbiamo un ospite importante, perché vabbè, ricopre anche una figura
istituzionale, quindi dobbiamo presentare con tutti i crismi. Ringrazio naturalmente, do il benvenuto ad Enrico Lupi, che è il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, ma non è Enrico solamente il presidente della Camera di Commercio, è una persona, un uomo del Ponente Ligure, grande esperto di olio, già presidente delle Città dell'Olio, quindi diciamo una persona che di olio qualcosa ci capisce, ecco, per capirsi. E oggi è qua con noi perché sapete che abbiamo parlato già dello scandalo Tunisia, Spagna, di questo olio che entrava tramite la Spagna e arrivava arrivava nella comunità europea, fra parentesi, non pagando dazio, perché era olio che non doveva, diciamo, essere importato per l'Unione Europea, ma doveva essere solo di passaggio per poi i paesi extra UE. Invece si è capito che c'era, diciamo, questo passaggio di mano che poi diventava tutto olio unionale. Ora, infatti, Enrico, tanto buongiorno, grazie di essere sulle frequenze di Radio Libertà. Come va il mondo dell'olio, insomma, prima di tutto? E da esperto, quando ti arrivano queste notizie di questa massa di olio che arriva, ora non so neanche la qualità, ma che comunque non è olio dell'Unione e bypassa un po' i regolamenti, cosa ne pensi di questa situazione? Intanto grazie di essere sulle frequenze di Radio Libertà. Niente di nuovo sotto il sole, è una pratica diffusa, è abbastanza antica lì per queste. Il meccanismo è molto semplice, è una triangolazione di carte dove l'olio extra UE tunisino, no? Con la complicità degli spagnoli, e attraverso questo passaggio di carne diventa comunitario. E quindi evasione di dazi, ma soprattutto è anche frode in quello che riguarda l'identità del prodotto, evidentemente, no? Questo è molto semplice. Ci vuole una vigilanza estrema, però gli interessi sono forti. Il problema è che la Tunisia sta diventando un produttore molto molto importante a livello quantitativo di olio alimentare, e quindi molto appetibile per tutto il mercato del Mediterraneo. Sì, assolutamente, si parla anche di centinaia di migliaia di tonnellate. Fra parentesi, in questo momento di crack non sanno neanche, diciamo, anche sul prezzo, non sanno neanche dove riversarlo, perché non hanno capacità di stoccaggio. Ti faccio una domanda, ma il consumatore, ora stiamo parlando, tante bottiglie d'olio si regalano sotto Natale, e in questa radio noi, come una sorta di cantilena che spero che entri sempre di più nelle teste di chi ci ascolta, di tanti, ma la maggior parte dei nostri ascoltatori hanno sicuramente questa sensibilità, è quello di comprare prodotti italiani, di comprare prodotti di prossimità, di scegliere dei prodotti certificati che arrivando dal territorio sostengono l'economia locale. L'olio è uno di questi. Che consigli possiamo dare? Te sei un uomo che viene da una zona dove l'olio è importante, ma anche, diciamo, un settore di eccellenza, perché non si parla di grandi quantitativi, ma non quei grandissimi quantitativi, e c'è la Tagiasca, c'è una serie di anche... Che consiglio possiamo dare ai nostri radioascoltatori per scegliere, per avere un olio di qualità e tutto un po' sulla propria tavola? Allora, il consumatore deve innanzitutto vedere l'olio come un alimento prezioso, quindi non deve snobbare le caratteristiche, le proprietà organolettiche e il valore nutrizionale, ma anche di gusto dell'olio. Quindi attenzione al prodotto, e quindi pagare un prezzo coerente, perché poi andiamo a finire lì, no? sul valore del prodotto. Quindi una bottiglia d'olio non può essere venduta a 4 euro, 5 euro, 6 euro. Cioè, questo è subito la discriminante. Quindi bisogna che il consumatore che vuole apprezzare l'olio extravergine, possibilmente cultiva Tagiasca, dico io, perché noi siamo del Ponente, voglio dire, ma deve dare il giusto valore al prodotto, prima. Poi naturalmente vi sono tutte le certificazioni, la DOP naturalmente, oggi fra l'altro abbiamo anche innovazione assoluta, l'IGP della cultivar Tagiasca dell'oliva da tavola, ad esempio, no? E quindi siamo andati nella direzione di meglio sempre certificare
i nostri prodotti. Quindi il consumatore finale deve stare attento al prezzo, ho già detto prima, alle varie certificazioni che vengono comunicate, propagandate, ci deve essere un'attenzione. Poi scelga l'olio che più gli aggrada al suo palato. Evidentemente noi parliamo della coltivata giasca, della lavagnina, della pinola, ma vi sono anche ottimi oli a livello italiano di varie cultivar, e ognuno sceglie quello che meglio gli aggrada. Una domanda, poi lascio la parola a Antonino, no? Anzi un'affermazione, perché poi c'è questo problema che sulla bottiglia di vino siamo disposti anche a spendere qualcosa di più e diciamo che appena l'abbiamo aperta ci siamo seduti a tavola a Natale, così facciamo l'esempio proprio pratico delle giornate che stiamo passando in questo momento, ce la beviamo ed è finita e l'abbiamo diciamo goduta, ce la siamo bevuta in maniera conviviale, un olio buono che ci dura anche diciamo parecchio nel tempo, perché non è detto che insomma dipende uno quanto lo usa, ma insomma stentiamo a spendere quei soldi che paradossalmente invece sembrano importanti, perché su una bottiglia di vino comunque è buono 25, 30 euro, 20 euro, 12 euro, 13 euro, cioè, però se li spendiamo, invece la bottiglia d'olio che ci rimane nel tempo ed è, diciamo, impreziosisce tantissimo la nostra tavola, la nostra cucina, stentiamo ancora un po' a spenderci. Non è un po' così, Enrico? Mi sembra corretto quello che tu hai detto. C'è una battuta che gira, ma non è tanto una battuta, che il consumatore finale è più disposto a spendere per un litro d'olio al suo motore della macchina che l'olio che consuma per se stesso. E non è una battuta questo, guardate cosa costa l'olio quando cambiate l'olio alla macchina. Quindi la discriminante assolutamente bisogna partire di lì. Poi ci vuole passione e cultura, evidentemente tutti non l'hanno allo stesso grado, ma devono sapere che un olio di qualità trasforma il cibo che tutti apprezzi a mangiare. Se tu vuoi un carciofo crudo e ci metti un olio di qualità, una cultivar taggiasca, un extravergine, mangi un carciofo splendido. Se metti un oliaccio, butti via l'uno e l'altro. Antonino. No, io mi inserisco intanto suggerendo ai nostri ascoltatori un piccolo esperimento empirico, ma sempre molto efficace per determinare la qualità dell'olio che avete comprato. Ne mettete un dito in un bicchiere di vetro e lo chiudete dentro il frigo. Se l'indomani, quando aprite l'olio, si è solidificato o comunque, diciamo così, sta facendo una serie di grumi, allora probabilmente è olio d'oliva. Se invece è bello liscio, potete usarlo per farci la miscela della Vespa, perché evidentemente olio d'oliva non è. Volevo chiedere una cosa. Questo è un vecchio trucco che funziona sempre. L'altra cosa che io volevo chiedere al Presidente. Presidente, senta, io mi allargo un pochettino anche al suo ruolo di Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Imperia, La Spezia, Savona. Com'è andata la stagione? Come si chiude questo 2025 per queste tre realtà che sono anche e soprattutto parliamo di olio turismo? o di economia? Parliamo di olio e di economia. Allora, sono contrastanti. Purtroppo l'annata della raccolta delle olive, quindi produzione dell'area per la Liguria, quest'anno è un'annata negativa. L'anno scorso splendida a livello quantità e qualità, qui quest'anno la raccolta abbiamo sofferto moltissimo, abbiamo poca produzione purtroppo. Per l'economia direi positiva, abbiamo avuto un incoming di presenze turistiche importanti, direi su tutte le zone, su tutta la Liguria, dai. Quindi insomma l'annata, se possiamo chiamarla così, a livello di presenze turistiche, di permanenza, è stata positiva, la Liguria è sempre più apprezzata. Naturalmente potremmo fare molto di più se non avessimo i problemi di viabilità. Noi scontiamo problematiche di trasferimento di persone e merci, mi riferisco alla viabilità, che ci penalizzano parecchio, a mio avviso ci comprimono nello sviluppo. Però detto questo, insomma, operatori svegli, attenti, possiamo, come dire, ragionare sul 26 con una buona piattaforma, però impegnandoci sempre di più
a dar valore a questa nostra terra lunga e stretta, ma che ha un valore attrattivo estremamente forte. Grazie Presidente. Allora, intanto ringraziandoti, salutandoti, facciamo, oltre che gli auguri in ritardo di Natale, ti facciamo anche gli auguri per un sereno 2026 e anche ricco di prospettive, dopo le tue parole. Grazie a Enrico Lupi, Presidente della Camera di Commercio. Grazie a voi, al vostro servizio. Auguroni. Grazie. Ciao Enrico. Ciao. Ciao. E allora Antonino, adesso qualche secondo e poi ci risentiamo fra poco. Sì, appunto, mandiamo in onda C.J. Lewis, Sweets for My Sweet 1994, a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici di Radio Libertà, cari ascoltatori, buongiorno. Io sono Gaia Acerbis e devo dirvi la verità, devo dirvi che io quest'oggi sono un po' emozionata perché è il mio primo e vero collegamento. E mio papà Alberto, che molti di voi sono sicura già conosceranno, mi ha detto: Gaia, mi raccomando, fai una bella offerta ai nostri amici di Radio Libertà. Quindi scusatemi in anticipo se non sarò brava come lui, però ci provo e vi parlo del nostro olio Acerbis. Olio Acerbis è un olio extravergine di oliva 100% italiano da olive italiane certificate all'origine estratto a freddo. E pensate che proprio in questi giorni stiamo imbottigliando come ogni mattina sulle sponde del lago di Garda l'olio nuovo. E la mia offerta per voi questa mattina è proprio questa: olio nuovo al prezzo vecchio. 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro con trasporto gratuito in tutta Italia. Ricordo che olio Acerbis, oltre a far bene alla salute, è un olio che non copre i piatti ma li accompagna e vi fa riscoprire i sapori semplici di una volta. Per ordinare potete chiamare il numero 030 68 40 408 oppure andare sul nostro sito www.olioacerbis.com. Mi raccomando amici, approfittatene finché c'è disponibilità e ricordatevi sempre che l'olio buono è un nutraceutico a metà tra un condimento e un medicinale. Io vi ringrazio, ordinate e dite: ho ascoltato Gaia su Radio Libertà, così mi fate fare anche una bella figura a casa e questo non guasta mai. Io vi abbraccio, una buona giornata, viva l'Italia, viva le cose buone. I know some of that fearless, I understand. Satisfaction guaranteed. I don't know what the girl them need. On the ready, have mercy. Sweet, oh sweet, sugar for my heart. Your fancy kiss will be so sweet, oh sweet, sugar for my heart. I'll never ever let you go. Sweetness, look how the girl them a dress. All the man them a tell them impress. Niceness, how the girl them a wear. All the man them a tell you gone clear. Sweetness, look how the girl them a dress. All the man them a tell them impress. Niceness, how the girl them a wear. All the man them a tell you gone clear. Me come in love how the girl them, love how the girl them, whiny, whiny, whiny. Love how the girl them, love how the girl them, love how them a make them body. Come on, me know, love how the girl them, love how the girl them, jumpy, jumpy, jumpy. Love how the girl them, love how the girl them, all of the girl follow me, follow me. Sweet, oh sweet, sugar for my heart. Your fancy kiss will be so sweet, oh sweet, sugar for my heart. I'll never ever let you go. I'm sitting down in the north, south, east and west. All the girls them big up your chest. Make them know say you are the sweetest. Because you know say you deserve the best. Love me, love them straight to me heart. Make me feel good when we are walking. Nobody leave me, girl, nobody part. Because the sweetness gets and get started. Sweetness, look how the girl them a dress. All the man them a tell them impress. Niceness, how the girl them a wear. All the man them a tell you gone clear. Sweetness, look how the girl them a dress. All the man them a tell them impress. Niceness, how the girl them a wear. All the girl put your body in the air. Sweet, oh sweet. Di nuovo poi la linea. Oh, rieccoci qua, avete appena ascoltato C.J. Lewis, Sweets for My Sweet 1994,
che nel tempo della nostra adolescenza era la colonna sonora di un famoso spot dello spumante natalizio. Non so se No, tu non te mi lo ricordo, ricordi. non mi ricordo. Ma te, Era nella lo nostra spumante della adolescenza, tu lo Martini. sai che hai una memoria retroattiva? Te sei nato negli anni '80, ma magari un pezzo... Sono Allora, questo nato nel secondo me... 1980, prego. Ok, magari questo pezzo giustamente dallo stile è super anni 80-90, però detto questo, te hai una memoria retroattiva, non so com'è, primordiale, che è legata al tuo DNA, ai tuoi avi, perché te fai tuo cose che secondo me non hai vissuto, quindi non so dirti, io questa cosa non l'ho mai sentita, ti dico la verità. Te Mamma ti mia, ricordi come tue cose degli anni 70, tipo quando negli anni 70 ero, diceva Nino, ma guarda che ti è nato negli anni 80, sei nato nel 1980, però fammi dire una cosa, prima di che finisci questa cosa, io promuovo a pieni voti se ci ascolta Gaia Cerbis, a parte che sembra che Brava. l'abbiamo fatta apposta a parlare di olio, però brava, veramente. Io sono affezionato al padre perché praticamente me lo ascolto nelle orecchie tutte le mattine, ormai da 20 anni, 25 anni, ora non mi ricordo da quando fa pubblicità su Radio Libertà, prima RPL, però detto questo, lei molto brava. Mi è venuta voglia di comprare un litro d'olio a Cerbis, figurati un po', adesso lo chiamo. Ecco, tanto state tranquilli che se gli fate l'esame del bicchiere di vetro dentro al frigo, quello solidifica perché è olio vero. Quello che non è olio resta liscio, quindi... Bella quella del motore però, bella del motore, mi è piaciuta, che si spende. Sì, Te dal Fista, figurati, dal Fista, te chissà che olio ci metti, ci metterei l'olio che la... No, io ci metto l'olio suo per l'Alfa Romeo, quello prescritto da manuale. L'ho comprato 2 mesi fa perché il motore V6 ogni tanto un po' di olio se lo consuma, non è un difetto ma una caratteristica. 25 euro a un litro d'olio. Sì. Madonna! Se ne compravi due di bottiglie, sei meraviglioso. 5V40, insomma, è un motore così, ha bisogno di essere servito come Dio comanda. Però allora quello che ha detto il presidente Lupi è la verità, è la verità. È la verità. È la verità, Bene, io mica ci metto l'olio per friggere in un motore del genere, ma stai scherzando? Cioè, tu pensa che qua, ecco, ve lo faccio sentire anche per Marco da Mantova, che lui si sente tornare ragazzino. Attenzione, silenzio. Questa è la latta di Castrol Power 1, olio per motori 2 tempi, è la latta dell'olio della Vespa, quindi volevo che lo sapeste, ecco. Cioè, io mica ci metto l'olio per friggere nella Vespa. Se non leggo la cosa, ti prometto, se non leggo, che forse ti farò un piacere, se non leggo oggi la tua cosa, impegno ti darò, così mi interroghi, mi dici com'è il testo della lettera, ti darò il mio Vespino Primavera anni 70, che tanto io non lo sto utilizzando. Quindi sappi che se oggi sbaglio, comunque sia, pasta lo potrei regalare comunque, tanto è lì a prendere ruggine, povera Vespa. Scusami, qui ci sono 2 messaggi. Allora, intanto una Vespa Primavera non si rifiuta mai, per cui la prendo molto volentieri. Deve essere del 77, non è l'ET3, è quella prima. Sì, 125. Che colore è? Bianco, mi pare. No, era questa qua l'aveva rifatta, figurati che ero nei miei tempi universitari, capello lungo sciolto, sembravo uscito veramente appena dal centro sociale, Vespino giallo canarino. Ah, giallo positano, sì. Sì, proprio una cosa della serie. Sì, tanto me la venga a pigliare io, me ne torno in Vespa direttamente fino a Castro, non è un problema. Se la fai a farti il bracco o qualche perché passo non dovrei? Lì, va bene. Io ci ho fatto il col di Nava con la mia, figurati se non ce la faccio con questa. Comunque sono arrivate 2 zappe. Antonia da Udine, grazie Antonino per essere oggi con noi ascoltatori di Radio Libertà, e il ringraziamento lo estendo anche a tutti coloro che partecipano. Auguri di buon anno a tutti. Antonia da Udine, auguri Antonia. Rita, ma siete in diretta anche voi? Figo, è vero, anch'io ho la stessa impressione che abbia la memoria retroattiva, ma come fa? Sapeste. Ebbene sì, però io sai che mi emoziona, sai che mi fa piacere? Allora, io ti dico la verità, sono uno di quelli che da ascoltatore, non so se mi fa piacere le parole dei radioascoltatori, perché io da ascoltatore, io mi alzo al mattino e la metto a Radio Libertà, come tanti faranno che ci stanno ascoltando in questo momento. Io soffro tantissimo durante le feste, perché è il mio momento, anche metti caso che faccio qualcosa in casa, vabbè, sono un grande, io ascolto tantissima musica, però Radio Libertà, la rassegna stampa, quindi o a volte sono delle repliche meravigliose,
Giulio e tante altre cose belle, tu ti riascolto molto volentieri, però sapere che il 26 mattina, comunque sia, c'è la diretta e ci siete voi, ci siete, stamattina mi è piaciuto perché mi sono svegliato, ho ascoltato e penso anche a tante persone magari che purtroppo in questi giorni magari sono diciamo soli, però è una grande compagnia, una grande opera che fa Radio Libertà, quindi complimenti a Natalia, complimenti alla regia, complimenti a te. Grazie, ma sai, ma la radio crea una comunità e poi la radio è immediatezza, per cui sì, d'accordo la replica, ma è un po' meno radio da un certo punto di vista, ecco, c'ha un po' meno sapore. Mentre invece la radio in diretta, chiaramente tu sei lì e le cose avvengono. Io per esempio l'altro giorno riflettevo sul fatto che io quest'anno ho avuto il privilegio, perché lo considero un privilegio, quindi io ringrazio questa radio che mi permette veramente il privilegio di fare lo stracacchio che voglio io, perché in questi 5 anni davvero davanti a sto microfono ho potuto fare quello che volevo. Io ho avuto il privilegio di raccontare l'elezione di un papa in diretta, cosa che non mi era mai capitata, cioè l'avevo fatto sulla carta scritta, l'avevo fatto per Affari Italiani, sì, ma raccontare un conclave in diretta alla radio ti assicuro che è una grande emozione. Quindi primo privilegio. E poi per le volte in cui la storia ha bussato alle nostre porte mentre eravamo in diretta, penso per esempio la mattina in cui è scoppiata la guerra dei 12 giorni, c'ero io che dovevo fare la rassegna stampa e abbiamo fatto praticamente la diretta minuto per minuto dell'attacco contro Teheran, oppure quando c'è stata la lite tra Trump e Zelensky, oppure chissà tutti gli altri fatti, diciamo, che poi tra 50 anni uno si ritrova nei libri di storia. E il compito dei giornalisti, mi permetto di aggiungere, è quello di essere storici del presente, di raccontare quello che accade. E a maggior ragione, ripeto, io trovo quest'anno di essere stato particolarmente privilegiato e ringrazio, in questo privilegio ovviamente che mi viene concesso da questa radio, ringrazio chi c'è stato ad ascoltare, perché noi esistiamo perché c'è gente che mette le orecchie, senza quelle orecchie siamo niente, cioè è come se io parlassimo al muro a microfono spento ed è la stessa cosa. Quindi il ringraziamento è doppio. Senti, per andare in conclusione con il nostro lato di agricoltura, pesca e ambiente, io ho qui il Giornale di Sicilia del 24 di dicembre e c'è l'amico Andrea Dorazio, il collega Andrea Dorazio, che ho il piacere di conoscere, il quale firma questo pezzo: crisi idrica e dissalatoria, arriva un'altra bacchettata. Dighe inefficienti, gestione frammentata, relazione di oltre 340 pagine della Corte dei Conti contro la Regione. Confermati i rilievi espressi ad agosto. Nel mirino i laghi artificiali. Signori, dice, ma perché ne parli il 26 di dicembre? Perché vedrete che quando arriveremo al 12-15 di giugno, io e Lorenzo Viviani ci ritroveremo con Mister Valenti della Confagricoltura Sicilia a discutere di questo, che non c'è acqua e che stanno ammazzando il bestiame perché acqua per mantenerlo non c'è. Vuoi vedere? Io spero di no. Catastrofico, fra parentesi, guarda, io in questi momenti purtroppo sì, mi faccio delle riflessioni, perdonami, e rientro alle origini. Quanti soldi nel Mezzogiorno sono stati buttati completamente via in maniera clientelare senza nel tempo. Pensa anche di un momento storico in cui veramente adesso, con tutti i vincoli che abbiamo, a parte il tema PNRR, che comunque, come ricorda bene Claudio Borghi Aquilini, è legato a un debito che stiamo facendo, che ricadrà naturalmente sulle teste dei nostri figli. Ma detto questo, pensa ai tempi d'oro della politica italiana, cosa si poteva fare quando c'era la Cassa del Mezzogiorno, per fare infrastrutture che funzionassero. In qualsiasi politico che si è spostato, io non so quanti, io ho fatto il parlamentare, lo sapete, andavo in Sicilia tanto, cosa che facevano solamente i parlamentari della Lega, perdonatemi, perché nessuno esce mai dal suo collegio. Io andavo perché seguivo agricoltura e pesca e non ho mai fatto un tema di voti, facevo un tema di sistema e di fare il mio dovere, che era quello di girare e capire le problematiche di tutta Italia e non solamente il mio orticello. Esatto. Quando andavo lì mi ero smarrito rispetto a queste cattedrali nel deserto, dighe fatte senza allacciare poi
infrastrutture che morivano e che ormai erano da buttare giù, fatte a metà, e quindi purtroppo questo momento è figlio di una programmazione che non c'è stata, soldi buttati via, di un rubinetto che è rimasto aperto in un deserto, che non è arrivato alle gente, non è arrivato alle persone. Questa è veramente la sconfitta più grande. Adesso sarà molto difficile, e la Corte dei Conti ci rimarca proprio questo, riuscire. Adesso stiamo correndo ai ripari. Fra parentesi, adesso c'è tutto il tema assicurativo, e devo dire che sul tema siccità ci sono stati anche e ci saranno dei rimborsi consistenti per quanto riguarda il mondo agricolo, ma costa sempre. Sono sempre soldi che fossero stati spesi in infrastrutture, cioè noi siamo sempre con lo Stato che corre ai ripari, dando poi naturalmente l'aiuto all'agricoltore, ma con l'aiuto sono soldi buttati paradossalmente, perché poi fra parentesi arrivano sempre dopo 2 o 3 anni, buttati fra virgolette, perdonatemi il tema, buttati perché dai sostegno a un'azienda che però arriva talmente dopo Antonino, che tu quando ti arriva o sei già morto, perché in Italia funziona anche così, lo sai bene, abbiamo parlato 1000 volte del problema dell'Emilia Romagna. Cosa succede? Che te è un problema, devi avere il cash immediatamente, ti si distrugge, devi avere l'aiuto immediato, non puoi pensare adesso noi abbiamo dei danni qua in Liguria, ma guarda, indipendentemente da destra e sinistra, il modus operandi che va cambiato, dobbiamo essere dirompenti, qualsiasi persona fa amministrazione nel nostro paese deve incazzarsi su queste cose qua, perché noi abbiamo ad esempio i danni, abbiamo avuto la mareggiata in Liguria del 2023, arriveranno forse nel 2026. E io mi faccio sempre questa domanda: perché dicevo buttati? Così capite la parola, che non sono buttati quando dai soldi alle aziende. Ma se te arrivi dopo 3 anni, quei soldi lì, dopo 3 anni, che senso? Cioè, sì, mi dai un ristoro, mi fa piacere, meno male che arrivano, ma se dovevo morire ero già morto. Esatto. A me serve la sopravvivenza immediata, come quando parliamo del fermo biologico dei pescatori, mi fai fermare 1 mese all'anno e poi mi arrivano dopo 3 anni, 4 anni, quel mese lì l'ho già ammortizzato, se non l'avessi ammortizzato sarei già morto. Allora, questo è il grande problema. Però continuo a dire, soldi in infrastrutture vuol dire che hai fatto lavorare persone, hai portato ricchezza sul territorio, sono soldi che hanno moltiplicato la ricchezza. Soldi che tu spendi e palanche che arrivano, che tu le devi dare per l'aiuto alle aziende colpite dalla siccità, dall'alluvione, sono soldi che sono spesi e basta. Ti servono per ripristinare qualcosa che in teoria non doveva avere quel danno lì. Quindi spendiamo palanche in infrastrutture, cerchiamo di farli, dobbiamo correre come paese, dobbiamo correre su queste cose, farle bene, e si possono fare bene. E io non ho altro da aggiungere. Allora, bella gente, noi adesso ci fermiamo perché mandiamo in onda lo speciale natalizio su Coltivabile con la nostra Eloise D'Avanzo, quindi restate, vi raccontiamo questa bella storia di Natale e di aiuto dei diversamente abili, e poi ci si saluta e noi ci ritroviamo il 2 di gennaio. Oh no, fino al prossimo anno non ci sentiamo più. Pensa, allora cominciamo l'anno con la dannatona, signore e signori. Con la dannatona. Allora, il 2 gennaio sono con te, allora? Sì. Il 2 gennaio sono con te il 2 gennaio? E se vuoi sì. Certo, assolutamente sì. Allora ci risentiamo il 2 gennaio, per adesso passatevi bene ancora queste feste, chi lavora, chi non lavora, chi ha la possibilità di farsi un po' di ferie, insomma è più fortunato, ma insomma cercate comunque di passarle, se riuscite, un po' in famiglia, che è importante in questo momento, rivederci, riassettare un po'. Il consiglio che vi do, perché è quello che cerco di fare io in questo periodo, anche se il lavoro non finisce mai, si continua sempre, e poi soprattutto, ve lo dico, importante, magari una cosa meno in tavola, perché poi si butta via tanta roba, esatto. Ma come aveva detto il nostro amico presidente Enrico Lupi, scegliamo dei prodotti di qualità. Quest'anno vi do un compitino a casa, cari radioascoltatori, senza spendere più, il bilancio lo tenete uguale. Magari comprate una cosa in meno, cercate di guardare l'etichetta. Fatemi questo piacere, perché facciamo un piccolo regalo di Natale, non solo noi stessi, perché mangiamo bene, consumiamo bene, roba sana, ma diamo una mano alle nostre agroalimentari, alle nostre imprese. È un investimento su noi stessi, a tutto il campo. Buon Natale ancora, buon Santo Stefano, giorno 26, felice anno nuovo, ci risentiamo il 2 gennaio. Ciao a tutti! Io vi saluto, dopo lo speciale con Eloise D'Avanzo ci saluteremo con i Pooh e Non serve che sia Natale del 1994, appuntamento domani alle 8 con la rassegna stampa, ci sono io al posto del grandissimo Pier Vittorio, che è il grandissimo, padre di scusami, non volevo entrare, ma col grandissimo Pier Vittorio.
Mi fa che è il morire. padre di Salutamelo. Liliana, ricordiamolo. Anzi, lo devo chiamare e gli faccio gli auguri adesso. Ecco, bravo, chiamalo, ricordagli che è padre di Liliana, i suoi doveri di padre. E poi dopo liberamente ci sarà ancora una volta il garage dell'Alfista, l'ultima puntata dell'anno. Va bene, grazie a tutti e adesso lo speciale coltivabile con Eloise D'Avanzo. E ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Lorenzo Viviani e Antonino Danna. Buon Santo Stefano. Dolce sentire come nel mio cuore. Radio Libertà presenta Un Natale coltivabile, viaggio nelle attività di Madonna Regina APS con Eloise D'Avanzo. Uno speciale di Zoom a cura di Antonino Danna. Più solo, ma che son parte di una immensa vita. Amici e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà e questo è uno speciale che abbiamo realizzato in presa diretta il 13 dicembre scorso presso Coltivabile, che è il terreno utilizzato dall'Associazione Madonna Regina APS, che è stata voluta da Eloise D'Avanzo, che è stata alcune volte nostra gradita ospite a Zoom. Eloise ha deciso di realizzare una struttura in quel di Busto Arsizio, dove accogliere i ragazzi diversamente abili. Coltivabile è un terreno che le è stato dato in comodato d'uso, dove ha realizzato una zona appunto per i ragazzi diversamente abili, dove c'è un orto al quale si può contribuire e si può prelevare anche ovviamente i prodotti del terreno, e questa realtà è una realtà che sta crescendo ancora. Ecco, noi abbiamo voluto realizzare questo speciale di Natale perché spesso si parla tanto di Natale con la frase famosa "siamo tutti più buoni". In realtà c'è gente che è buona tutto l'anno e quindi per loro è Natale tutto l'anno. E allora venite con me, venite con noi in quel di Busto Arsizio, ascolterete questa registrazione in presa diretta, quindi sentirete i nostri passi sulle foglie già cadute a terra, ci sentirete in movimento in mezzo alla campagna. Ecco che cosa accade a Busto Arsizio per garantire una maggiore integrazione dei ragazzi diversamente abili a cura della nostra Eloise D'Avanzo e dell'associazione Madonna Regina APS. Buon ascolto. Ma che son parte di una immensa vita. Allora, cominciamo all'inizio. Intanto buongiorno. Io sono qua oggi e mi ritrovo con Eloise D'Avanzo, che è stata più volte ospite qui a Zoom, perché ci ha raccontato questo suo progetto Madonna Regina, che ora finalmente, come vedete anche dalle fotografie che stiamo scattando, si è realizzato, o in parte realizzato, diciamo. In parte realizzato, comunque Ecco. benvenuto a Benvenuta, Coltivabile. grazie, ben trovata. Che cos'è questo Coltivabile? Siamo a Busto Arsizio, dove siamo qui? Siamo nella zona di Beata Giuliana e in fondo a via Corelli e siamo in un angolo di Paradiso. Sì. Allora, che cos'è Coltivabile? Coltivabile è un posto dove i ragazzi con disabilità, con diverse fragilità, possono imparare nuove autonomie e conoscenze e mettere in pratica quello che sono. Ecco, e quindi voi qui che cosa fate? Agricoltura biologica? Cosa... Allora, noi coltiviamo il modello naturale. Ah, che bello. In permacultura e non usiamo pesticidi, usiamo tutto roba naturale. Noi quello che facciamo, quello che mettiamo in campo è che facciamo vedere ai ragazzi che loro rientrano nella biodiversità, è tutto un circolo e loro ne fanno parte. Ah, che meraviglia.
Noi poco fa abbiamo fatto una fotografia insieme con tua figlia e con Asia, ma questi alberi, prima sono arrivati dei signori, hanno detto vengo a prendere qualcosa, ho portato qualcosa per l'albero, che state facendo? Allora, adesso stiamo preparando il villaggio di Natale. Abbiamo chiesto alle associazioni del terzo settore e anche le cooperative di partecipare tutti insieme, perché volevo proprio che fosse un villaggio non solo di Natale, ma proprio di speranza per i genitori che hanno bisogno e anche per i ragazzi, e per far conoscere anche questa nuova realtà. Ah, che meraviglia! Senti, fino a quando sarà allestito questo villaggio? Tutto dicembre, anche per tutte le festività, fino comunque all'Epifania. Ma le cose che sono qua, chi ve le ha date? Allora, l'abbiamo create noi con tutto materiale di recupero, Sì? ci teniamo anche questo a dirlo, e anche appunto le associazioni del terzo settore che hanno partecipato. Ah, che meraviglia, molto bene. Senti, invece Madonna Regina PS, di cui abbiamo parlato più volte e che hai così tanto sognato, ricordaci da cosa nasce tutta questa iniziativa, perché la volontà di una donna che vuole fare del bene può smuovere il mondo, e mi pare che qua lo stiamo vedendo. Diciamo che, come ho sempre detto, io mi sento dentro questa chiamata, questa spinta immensa, se no non sarei riuscita a portarla avanti. Io e Junior sono una persona che quando inizia una cosa poi la finisce, non riesce a portarla avanti. Invece in questo caso la sento proprio che è una cosa più grande di me, che mi spinge a creare un posto appunto per i ragazzi. Come è nata? È nata che io appunto ho Elisa, Facciamo due passi che così nel Elisa, frattempo mi racconti. che mia figlia è autistica, ha lo spettro autistico. E lì ho capito davvero l'importanza della natura per chi è più fragile, con gli animali e poi proprio con le piante, con la natura proprio a 360 gradi. E il posto che avevo in mente, che comunque studio da 7 anni, era un posto dove si poteva fare terapia, ma anche appunto anche un posto di lavoro. E non appunto imparare cose nuove, aumentare le abilità. È bello vedere i ragazzi, ad esempio, che vengono qua, ormai abbiamo aperto da marzo, Sì. che hanno iniziato, che non riuscivano neanche a raccogliere un mirtillo, che avevano proprio schifo, si può dire, a raccogliere un mirtillo, e sono arrivati alla fine che prendevano proprio i mirtilli e li mettevano nella vaschetta. Ah, che meraviglia. Oppure che arrivano e sanno già che cosa devono fare. Nel senso, sapevano già che come arrivavano dovevano raccogliere i pomodori, le fragole, cioè ormai avevano imparato, acquisito queste nuove abilità, ed è quello che mi spinge, no? A vedere che finalmente questi ragazzi hanno uno scopo di vita, e questo è l'importante. Ecco, tu tra l'altro mi ricordo che hai ricevuto la chiamata, diciamo, anche per la tua vita, per i tuoi figli, o sbaglio? Assolutamente sì, io ho 5 figli e una su in cielo con trisomia 18. La chiamata arriva proprio da quello, perché noi pensiamo sempre, cioè io ho cominciato a pensarla così, e poi chi con me crede in questo progetto, che questi ragazzi non sono una croce, come vuole far apparire il mondo, anzi ti spinge a pensarla così, ma invece no, sono proprio un gradino, quella spinta interiore che ti porta a far di più. Infatti diciamo sempre che sono un gradino per raggiungere le stelle. Vedo che qui le stelle le state raggiungendo in tanti modi. Quanto tempo ci è voluto per mettere in piedi Coltivabile qui? Perché poi mi dicevi che ci sarà anche Coltivabile 2 e 3 addirittura. Assolutamente sì, finalmente la gente ha capito che non scherziamo, che siamo delle persone serie, che i soldi anche comunque che ci donano vengono qua e li vedono, sono concreti, e che comunque ci stiamo davvero dando da fare. Sì, allora abbiamo ricevuto a marzo Coltivabile 1, proprio il giorno di San Giuseppe. Qua dove siamo? Sì, è questo qua dove siamo. L'abbiamo risistemato e il proprietario è davvero contento. Infatti abbiamo saputo da poco che avevamo un concordato di 3 anni e adesso ce lo rinnoverà per altri 3 anni, perciò avremo un concordato di 6 anni, perché Molto è davvero bene. contento di quello che stiamo facendo, cioè vede che ci teniamo anche le sue piante. Sì. E perciò sono grandi soddisfazioni. Come l'avevamo pensato anche Coltivabile è diviso in due sezioni. Come si entra abbiamo
la zona di decompressione, specialmente per ragazzi con autismo, e la zona anche sensoriale. Qua i ragazzi vengono a rilassarsi, infatti è l'antro delle fate. Ci sono tutte le fatine anche sotto gli alberi e un po' ovunque. Ed è anche la zona delle piante aromatiche. Vedo che c'è anche una volpacchiotta qua che dorme. Sì, abbiamo anche un laghetto bio, che è una pompa, anche quello per far capire che tutto funziona in natura, è una cosa spettacolare, cioè è tutto perfetto, no? Non è uno stagno, ma è proprio un laghetto, ci sono le piante che filtrano con più tipologie di piante, i pesci, sì, adesso anche ghiacciato. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Vediamo. La cosa bella è che noi così diamo anche da bere alle nostre amiche api, che abbiamo E infatti ho notato che ci sono gli alveari. Sì, noi Chi li cura? è un signore che li cura e noi glieli teniamo qua con grande gioia perché rientrano nella biodiversità. E il miele che ne fate? Che ne fa lui? Però ha detto che ci donerà un po' di miele e a noi va bene già così. Infatti abbiamo messo anche tante tipologie di piante mielifere in modo di aiutarle, perché sono anche loro che le nostre amiche api che ci aiutano a coltivare, a far venire una marea di ortaggi, no, in più. Adesso è un po' così perché insomma, però dentro ci sono i pesciolini che nuotano. Ah, che meraviglia. Poi abbiamo la proprietaria Sì, certo. che è stata donata, che arriva da Medjugorje. Tu ci sei stata, se non ricordo male. Sì, avevo parlato di questo progetto con Monsignor Cavalli e lui mi ha spinto ad andare avanti. Aspetta, Monsignor Cavalli è... Colui che fa le veci del Papa lì a Medjugorje, è vero. che è qua di Lecco. È vero, è l'inviato speciale del Vaticano, è vero. Poi questa è la zona sensoriale dove noi facciamo lavorare i ragazzi con tutti i sensi, con il gusto, il tatto. Adesso purtroppo insomma è il periodo più brutto, ma qua era bellissimo vedere comunque anche i profumi, no, che emanavano. Ad esempio le salvie ce ne sono 4 o 5, infatti vorremmo continuarlo appena entreranno un po' più di soldi, anche delle lavande, cioè tipologie tutte diverse, in modo da far capire quanta anche la varietà, no? Uno pensa alla salvia che sia fatta solo in una maniera, invece no, non è così. Ma tutto questo prodotto poi che fine fa? Allora, la gente viene e ci dà un'offerta e se la porta a casa. Vero. In modo che così noi possiamo continuare a coltivare, perché comunque entrando con queste entrate, con queste offerte, noi riusciamo a comprare altre piantine e continuare. Tutte le scritte che vanno ai cartelli sono state fatte da Gabri, che è un ragazzo autistico che fa agraria. Addirittura. Sì, è stato lui che ce le ha fatte e lui lavora anche qua oggi, non c'è purtroppo. Sabato mattina va atletica, però ognuno ha i suoi impegni che puoi fare. Assolutamente sì. E insomma, anche un'altra cosa che ci tengo è che qua cerchiamo di avere tutto, di usare le energie comunque rinnovabili, dai lampioni solari, adesso stiamo cercando di fare piano piano anche la raccolta dell'acqua piovana, insomma anche lì è tutto un circolo per far capire che tutto ritorna. Si vede. Mi ha messo anche le lavande, vedrai lavande ho sparse un po' per tutto anche nell'orto, perché anche lì cerchiamo di usare delle piante che allontanano gli insetti un po' nocivi, chiamiamoli così. Certo, non usate pesticidi, non usate veleni vari ed eventuali. E infatti tutta roba naturale. Abbiamo anche l'associazione orticola, anzi tendo a ringraziarla perché collabora tantissimo con noi, ci tengono a noi, Orticola Varesina, che c'è il presidente dottor Ballerio, che viene qui e ci dà un po' di input, ci aiuta a come continuare a portare avanti il progetto. Che meraviglia. Sì, la cosa bella è che ci piace far rete. Ecco, questa è un'altra idea, far rete con chi?
con tutti, con chi vuole partecipare, con le varie realtà. Meraviglioso. Vedo che avete pure lì in fondo lo schiaccianoci. Sì, e anche quelli sono stati fatti con i vasi di recupero che erano abbandonati lì. Niente di meno. E chi è che l'ha fatti? E a noi, i volontari. I volontari si sono impegnati e così riusciamo a creare cose nuove. Anche chi vuole viene qui e ci dona qualcosa. Però che bella storia. Ecco che arriva altra gente. Sì. Questa invece è la zona dell'orto, la zona del lavoro. Noi la chiamiamo la zona dei pirati. Ah, ci sono le ortiche. No, quelli sono i carciofi. Ah, i carciofi! Ecco, che Anche, fesso, sì, guarda, veramente. Sono immensi quei carciofi. Eh sì, perché io sono abituato a vederli un po' più bassi. Assolutamente sì. Come vedrai abbiamo una marea di tipologie di piante da frutto e tantissime piante che partono da lì in fondo fino alla casetta di mirtilli, lamponi e ribes, tutti piccoli frutti rossi. La particolarità di coltivabile è che è un orto inclusivo, cioè non è un orto buttato lì, è studiata ogni minima cosa. È un orto dove tutti possono lavorare, anche chi ha mal di schiena, come me. Ecco, spinaci vedo qua pure. Assolutamente sì, infatti abbiamo ancora finocchi, tutto comunque gli ortaggi invernali, perché comunque noi non dobbiamo mai tenere il terreno nudo, si dice così, deve essere sempre in continuazione coltivato, perché è un orto in permacultura fatta in cunette, in modo che dentro poi c'è anche il passaggio per la sedia a rotelle. Hai capito? Così anche chi ha la sedia a rotelle può lavorare, oppure abbiamo un piccolo carrellino dove i ragazzi chi ha difficoltà motoria può comunque coltivare. Infatti vedo che stanno lavorando anche là in fondo. Cosa stanno facendo? E lì stanno preparando il villaggio di Natale, la natività. Poi ad esempio abbiamo anche le fragole rialzate, in modo che lo scolo anche dell'acqua cada anche sotto sulle altre piante, che sono le altre piante aromatiche, che ci diamo appunto, che quest'anno abbiamo fatto anche quest'inverno le candele con le nostre piante aromatiche, e che sono comunque quelle piante che tirano via, come dicevamo prima, insetti nocivi. Abbiamo anche un piccolo lì orto rialzato, che poi ne vorremmo fare di più, anche per così insomma coltivare le insalate in modo separato. Sembra un'ottima idea. Senti, ma diciamo così, reazioni, la gente che ti dice? Allora, la gente sta cominciando a conoscerci. E quando viene qui rimane stupefatta comunque del lavoro che stiamo facendo, insomma, anche perché da marzo ci siamo fatti un bel mazzo, si può dire. Si può dire. E la cosa bella è che vedere la gente che magari dice: guarda Eloise, abbiamo delle piastrelle lì a casa, vi potrebbero servire, e ci portano magari delle piastrelle che noi comunque possiamo usufruire, oppure insomma viene e si può quindi prendere. Tutto questo per passaparola? Assolutamente per germinazione spontanea, verrebbe da dire. Rimaniamo in tema, no? Sì. Assolutamente sì. E comunque anche siamo sui social, perciò la gente comincia a conoscerci anche da lì. Certo. Senti, ma appunto, visto che vuoi arrivare alle stelle, ora i prossimi passi quali sono? I prossimi passi è riuscire a sistemare Coltivabile 2, perché è davvero messo male, è tanto da sistemare. Dov'è Coltivabile 2? È qui vicino, è una via qua di fianco, e anche quella è da sistemare, ci sarà tanto lavoro, ma l'importante è davvero riuscire a far coltivare anche quel pezzo di terreno, perché è più grande di questo, è quasi il doppio, in modo da poter incrementare comunque la cultura e incrementare così il lavoro per i ragazzi, perché il nostro scopo è cercare anche un bando per poterli assumere, perché davvero il pensiero adesso mi viene anche le lacrime negli occhi di poter prendere i ragazzi e assumerli, sarebbe uno dei nostri sogni che si sono realizzati. Senti, qual è la storia che ti ha colpito di più, a parte il fatto che mi sembra che ti abbiano colpito tutte, ma qual è la storia che ti ha colpito di più in questo tempo di Coltivabile? Guarda, ce ne sono state un po'. Appunto, come dicevo prima, da ragazzi che non riuscivano neanche a toccare la frutta, oppure non riuscivano neanche a mangiarla, invece poi sono riusciti a mangiarla perché la coltivavano loro.
Oppure anche dirmi una mamma, guarda Eloise, mio figlio fa agraria, in tot di anni di scuola ha imparato più in qualche mese qui che a scuola. E anche vedere che sono soddisfatti di quello che fanno, cioè che vanno a casa col sorriso e il dire anche sotto il sole a 40 gradi a venire qui. Per me è una cosa che davvero riempie il cuore, gratificante. Senti, all'inizio tu mi dicevi che avevate trovato una sede, o sbaglio? Una villa, cos'era? Sì, era un cascinale con 2 ettari di terreno, ma purtroppo non è andata. Ah, ok. Non è andata. E adesso appunto questi due terreni, poi anche il terzo che verrà dopo Natale, dopo le feste, e insomma aiuteranno, sono sapute date un comodato d'uso e perciò così abbiamo la possibilità, senza tirare fuori un soldo per l'acquisto, ma per poter aiutare chi ha bisogno davvero. Qualcuno? Ringrazio davvero tutti i proprietari che si sono dati e stanno credendo davvero in noi, perché non è una cosa scontata. Vorrei ben dire. Senti, ma tornando indietro, tu lo rifaresti? Cioè, c'è stato un momento in cui ti è venuto a dire ma chi me l'ha fatto fare? Sì, ancora adesso, Ecco. quando mi sono usata l'anca per tagliare il prato. Ecco, a posto. Però poi trovi le persone che in quel momento arrivano e ti dicono, ti danno quella spinta, come sei stato anche tu, no? Io ho cercato di fare la mia parte per quanto in voce, che è quello che stiamo facendo pure oggi. Grazie davvero, perché Figurati. non è da tutti. Ma senti, il bene non fa notizia, per cui avviciniamoci, per cui a maggior ragione dargli voce è meglio. E invece, dici tu, c'è il momento in cui ti chiedi chi me l'ha fatto fare, il momento in cui appunto dici meno male che l'ho fatto? Ogni volta che vedo un sorriso dei ragazzi, quello è davvero davvero gratificante, nel senso che dici stiamo andando dalla parte giusta, oppure anche quando hai riscontri dall'autorità o da altre persone che vedono e cominciano a credere in te, in noi e in quello che facciamo. Senti, per finire, visto che ti reclamano, che cosa farete domani? Domani continuiamo a alzarci le maniche e a lavorare per i ragazzi, perché ha davvero bisogno, perché questo è quello importante. Quindi questo è Natale? Cos'è Sì. Natale? Per me il Natale è davvero quel piccolo dono che arriva dal cielo e che porta tanta tanta pace e serenità, e anche qualcosa su cui puoi contare e dire nulla è perduto e tutto c'è per qualcosa di vero. E allora buon Natale. Grazie altrettanto, e buon Natale a tutti voi da Coltivabile e da tutto il direttivo e i volontari. Ecco, per sostenervi? Per sostenerci potete venire qui, prendere i nostri prodotti, Sì? che è la cosa Ed più è divertente. l'indirizzo preciso allora? Sì, allora noi siamo a Bustarsizio, in provincia di Varese, in fondo in via Corelli. Troverete i cartelli con scritto Coltivabile. Oppure potete dare anche un'offerta sull'IBAN che trovate sui nostri social. Ecco, e un'ultima cosa, quali sono gli orari che fate? Allora, noi siamo aperti il martedì e il giovedì dalle 4 fino alle 5:30, 6, d'estate fino anche alle 8, e invece il sabato tutto il giorno, cioè dalle 10 fino a mezzogiorno e mezza, poi dalle 3 fino alle 7. Grazie ancora. Grazie a voi. Risplende intorno a me, dono di lui, del suo in me. E fin qui questa è stata la nostra chiacchierata con Eloise D'Avanzo, se non che in quel di Coltivabile sono arrivate altre due amiche. Una è Giulia Lepori, presidente di Insieme Bello, un'associazione attiva in quel di Solbiate Olona, e la signora Elvira, che ha scelto di adottare Beatrice, una ragazza diversamente abile nata in Brasile. Anche a loro ho voluto chiedere che cosa sia il Natale, e ascoltate un po' che cosa mi hanno risposto loro raccontandomi le loro esperienze.
il cielo e le chiare stelle, fratello sole e Allora, E lei è la presidente di? Insieme Bello. e com'è che siete incappati in Mrs. D'Avanzo qui? Allora, noi nella nostra associazione abbiamo un piccolo giardino e facciamo un corso di giardino didattico. Voi dove siete? Sempre a Busto? Siamo a Solbiatolona. Ah, ok. Solbiatolona. E quando abbiamo saputo di questa iniziativa, insomma, abbiamo detto andiamo a dare un'occhiata, perché comunque noi abbiamo uno spazio piccolo, abbiamo un orticello fatto di 3 vasi, ma non abbiamo lo spazio per coltivare. E quindi, insomma, abbiamo già preso contatti tramite Elvira. E poi quando ci hanno detto di questa iniziativa del villaggio di Natale, siccome abbiamo anche un corso di manualità, abbiamo un po' di tutto, e abbiamo detto perché no. E siamo venute oggi a portare la nostra installazione che è là, perché ci sembra un'iniziativa assolutamente lodevole, anche divertente da fare, e quindi abbiamo deciso di aderire ed eccoci qua. Ah, che meraviglia, complimenti. Ma diciamoci una cosa. In Italia c'è davvero rispetto per la disabilità, diversabilità, come la vogliamo chiamare, oppure c'è solo una falsa tolleranza? Cioè basta che c'è, sì, va bene, facciamo un sorriso di circostanza purché non disturbi. Allora, la mia esperienza è assolutamente positiva. Io sono 10 anni che presiedo questa associazione e devo dire che ho trovato sempre, noi un po' la chiamiamola provvidenza, però ecco, ho trovato le persone che hanno voglia di stare con questi ragazzi, hanno voglia di vederli all'opera. Noi abbiamo anche un corso teatrale e facciamo delle rappresentazioni teatrali che vanno sold out in 24 ore, anche qua, adesso saremo al Teatro Fratello Sole, abbiamo dato 400 biglietti in 2 giorni, quindi sicuramente c'è una grossissima partecipazione. E poi quando abbiamo bisogno di qualcosa c'è sempre gente disposta a darsi da fare. Ieri sera eravamo una serata in cui hanno raccolto fondi per noi. Devo dire che secondo me quando ci si dà il tempo di conoscere questi ragazzi, di frequentarli, ci si innamora e quindi poi si ha voglia di fare, di organizzare. Eppure non mancano le notizie di aggressioni, spesso anche filmate, di coetanei che picchiano disabili, loro coetanei, compagni di scuola e così via, si filmano, postano su YouTube. Ma perché accade tutto questo? Questa è una bella domanda, secondo me anche perché non hanno questi ragazzi poi delle occasioni di incontro vere e proprie, perché alla fine rimangono un po' separati, no? Si tende un po' a isolare i ragazzi con disabilità. Secondo me bisogna anche incontrarli e creare le situazioni perché se rimane soltanto un incontro che avviene a scuola e non c'è una costruzione dell'incontro, poi diventa difficile. Ecco, secondo me nelle nuove generazioni manca un po' di attenzione su questi temi, mentre insomma le persone un po' più adulte devo dire che la solidarietà la conoscono molto bene, secondo me. Ma quando è che questo diventerà un paese a misura anche di disabile? Questa è una domanda da $1 milione di dollari. Beh, sono venuto a chiederla a voi che lo fate, cioè, se no me ne stavo a casa, perdonate. Quando riusciamo a capire davvero che la disabilità non è qualcosa in meno, ma è qualcosa in più. Anzi, è qualcosa da cui poi uno può riempirsi solo a guardarla, nel senso che, come si diceva prima, no? Per questi ragazzi, bisogna capire che la disabilità non deve spaventare, perché quando succedono questi fatti è perché non la conosci davvero, ma invece bisogna portare a conoscere, a stare in mezzo ai ragazzi con disabilità e costruirci qualcosa. Sicuramente. Signora Elvira, e lei? Io essendo una mamma di una ragazza disabile, non saprei cosa dire. Insomma, a me ha arricchito molto, io l'ho adottata, mia una figlia adottiva, e sicuramente mi ha arricchito molto. È vero che si fa fatica a, soprattutto, cioè finché sono bambini, bene o male rimangono coinvolti, eccetera.
Quando cominciano periodo dell'adolescenza si tende un po' ad abbandonarli, ecco, a lasciarli, niente, è questo il problema grosso, è quando è nell'adolescenza che bisognerebbe lavorare, fare in modo, cioè attirare i volontari. Io vedo che per esempio adesso stanno facendo in un'altra associazione del nuoto, stanno attirando dei ragazzi giovani, e nel momento in cui ci sono questi ragazzi giovani riescono comunque a interagire, perché come dicevano prima è una ricchezza, è il conoscere la disabilità. Lei che cosa ha Perché imparato, se glielo posso chiedere? Io ho imparato, non so cosa dire, molto, ho imparato veramente molto, ho imparato a stare con loro, ad ascoltarli, a viverci. Poi mia figlia, essendo una esuberante, invece io, cioè l'esatto contrario di me, che tendo sempre a tirarmi indietro, e vedere lei così sempre pronta a darsi in tutti i modi dove può, addirittura fin da piccola è brasiliana e diceva che da grande voleva andare in Brasile a dar da mangiare ai bambini senza mamma e senza papà. Questo per dire com'è già lei, nonostante il Brasile non lo conosca, perché è venuta in Italia, sì, poi ci siamo andati, ma questo veniva già prima. Noi l'abbiamo adottata che era piccolissima, quindi, ma aveva, cioè, proprio dentro di sé questa cosa che poi me l'ha trasmessa. Io devo dire che se non avessi avuto Beatrice probabilmente anch'io non mi sarei avvicinata a questo mondo, perché non c'è questa cultura di avvicinarsi al mondo della disabilità. Io sono onesta, dico, non sono sicura che l'avrei fatto se non mi ci fossi trovata. Insomma, le ha allargato ulteriormente il cuore. Assolutamente, assolutamente. E questa è la cosa che trasmette il ragazzo, perché poi sono così, come dire, così sinceri, così non mi viene genuini, sì, Ecco, ma loro si raccontano, cosa vi raccontano? Si raccontano, ma non so, non tutti si raccontano in realtà. Poi ognuno, sai, sono diversi, ognuno ha la propria vita, ognuno ha il proprio modo di vedere, quindi non c'è qualcuno che racconta una cosa piuttosto che un'altra, no. Poi mia figlia parla poco, devo dire la verità, cioè tendo a non esprimere molto i suoi pensieri. La osservo, vedo che ci sono, però non si esprime molto, certo. A parte che ha anche una difficoltà di linguaggio, ma non è quello, è proprio che non si esprime molto non esprime molto i suoi sentimenti, tranne magari quella volta in cui prova un'emozione particolare, non so, quando è a cavallo, piuttosto quando è nell'acqua, piuttosto quando si è immersa con le bombole, cioè ci sono. Allora lì ti dice che ha provato un qualcosa di immenso, io sono in un'altra dimensione. Ecco, questo sì, questo lo dice, così come mette in un'altra dimensione le persone che vengono a mancare. Lei ha perso il papà e lei l'ha collocato in un'altra dimensione, per cui ci parla, chiede, però ha anche questa capacità che per esempio io non ho avuto. Beata lei. Sì. Senta, ma questo è il periodo in cui la retorica si spreca, no? A cominciare da una frase odiosa che mi viene la voglia di prendere a schiaffi chi la dice: a Natale siamo tutti più buoni. Quindi io posso fare il cane tutto l'anno, però il 25 dicembre vengo qui, faccio una carezza a Eloise, le dico buon Natale e quindi sono più buono. Ecco, me lo dice lei che cos'è il Natale? Cos'è il Natale? Non saprei proprio, è un modo in cui, vabbè, per me, per noi, forse è il ritrovarsi un po' di più con le famiglie, però per me il Natale è tutto l'anno, alla fine.
Cioè il mio darmi è darmi tutto l'anno, quindi non sono in grado di... Quindi è un dono, è donarsi. È donarsi, assolutamente. È fondamentale. E per voi a Solbiate cos'è Natale? Ma Natale è stare insieme, perché magari ci si rivede, no? Ci si coglie l'occasione, allora devo andare dalla nonna, devo andare dallo zio, devo andare da... E noi lo facciamo tutto l'anno, per noi è Natale veramente tutti i giorni, perché noi ci vediamo tutte le domeniche a festeggiare, a fare ballo, a cantare, e poi c'è la festa dei maschietti, poi c'è la festa delle femminucce, poi c'è la festa... Noi festeggiamo tutto l'anno, cioè noi ci divertiamo. È questo che magari sfugge un po' a una persona che non ha contatto con la disabilità, che è super divertente. Noi ridiamo, scherziamo, mettiamo in scena, addobbiamo tutto l'anno. Noi stiamo insieme, è bello, noi ci chiamiamo e questo secondo me è il Natale, solo che la gente pensa che sia solo a Natale. A Natale ci incontriamo e stiamo insieme. Sì, appunto. Invece noi ci incontriamo tutto E l'anno. ci puliamo l'anima. Ci divertiamo tutto l'anno, ci aiutiamo tutto l'anno, ci chiediamo come stai tutti i giorni. Questo è il nostro segreto, secondo me. Anche a voi la domanda finale, che cosa farete domani? Domani noi abbiamo il mercatino di Natale. A posto. Domani, nel senso letterale del termine, abbiamo il mercatino di Natale a Solbiate Olona. E nel futuro, insomma, in senso più generale, ci piacerebbe uscire sempre di più dalla nostra sede. Noi abbiamo una sede in cui ci incontriamo, però ecco, frequentare sia altre associazioni e quindi non chiudersi in quello che facciamo noi, quello che diciamo noi, che noi siamo i più bravi, siamo i più belli, ma siccome esiste anche l'associazione che fa nuoto, l'associazione che fa l'orto, l'associazione che fa le gite, ecco, collaborare è sempre bello tra di noi associazioni, ma anche uscire fuori, ed è per questo che noi facciamo teatro. Adesso abbiamo fatto una rappresentazione per le classi medie delle scuole di Olgiate, proprio per avvicinare i ragazzi più giovani, no? Fargli vedere che questi ragazzi sono abili, abilissimi, e quindi uscire un po' fuori e far vedere a sempre più persone che appunto siamo abili. E come vi si trova online? Allora, online siamo su tutti i social, quindi se cercate Insieme Bello ci trovate, e se no noi siamo a Solbiate Olona, abbiamo sede vicino alla chiesa, le strisce pedonali portano dritte nel nostro cancello, quindi non potete sbagliarvi. Benissimo. Signora Elvira, invece lei che cosa farà domani? Cosa farò domani? Non lo so cosa farò domani. Io ormai per lo più sarò qua. Per lo più sarò qua. Anche questa è una cosa positiva. E poi non lo so. Grazie. Grazie a lei. Madre terra con frutti, prati e fiori. E allora termina qui il nostro speciale natalizio. Io spero vi sia piaciuto. Insomma, abbiamo cercato di raccontare una realtà un pelo diversa da quella che ci viene offerta tutti i giorni, con omicidi, cold case, guerre. Ecco, c'è un bene che non fa notizia e proprio per questo è bello raccontarlo. È bello raccontarlo perché c'è bisogno di speranza in anni contorti come questi. Se volete contribuire all'Associazione Madonna Regina PS col vostro 5 per 1000, potete farlo con il codice fiscale che vi detto qui. 900 54 08023. Oppure, se volete, ve lo ripeto ancora, 900 54 08023. Oppure vi potete collegare al sito www.madonnaregina.aps.com. madonnaregina.aps.com. L'altra associazione, Insieme Bello, invece ha questo codice fiscale, sempre per il 5 per 1000, 900 33 74 01 28. Ve lo ripeto, 900 33 74 01 28. Questa è l'associazione Insieme Bello di Solbiate Olona. Grazie per essere stati con noi, a tutti voi un caro augurio ancora di un buon Santo Natale
E ricordate che malgrado tutto, come avete ascoltato, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Come vedete, è già tra di noi. Vi ha parlato Antonino Danna. Buon Natale. Fonte di vita per le sue creature. Abbiamo trasmesso lo speciale natalizio di Zoom nel campo di coltivabile. Dialogo con Eloise D'Avanzo a cura di Antonino Danna. Di lui, del suo immenso amore. Quanta polvere fa il mondo